Quando si dice il gioco del caso, in questi giorni scocca il 20° anniversario della battaglia di Vancimuglio, immagini che fecero il giro dell'Italia, allevatori e trattori in strada, letame sparato come protesta, tafferugli e guerra sulle quote latte. E il suggello a questo Amarcord arriva sotto forma di stangata, firmata Corte di Giustizia Europea. L'Italia è condannata per il mancato recupero di qualcosa come 1,3 miliardi di euro dai produttori di latte inadempienti nel periodo 1995-2009. E il Veneto, che fu avamposto della protesta più dura, potrebbe saldare uno dei conti più salati. Assieme alla Lombardia è infatti la regione vertice per produzione, 3.474 le stalle e 777 i debitori latte a fine novembre scorso. L'Italia ha pagato il dovuto a Bruxelles, ma, contestano i giudici europei, non ha predisposto i mezzi legislativi e amministrativi idonei ad assicurare il successivo regolare recupero delle multe a carico dei produttori responsabili della sovrapproduzione. La somma complessivamente versata da Roma è di 2,3 miliardi di euro. Dai produttori sono stati riscossi 356 milioni, mentre 414 milioni sono oggetto di rateizzazione, per un totale di 770 milioni. E ora che non si può più dilazionare, dovrebbe essere in arrivo una montagna di nuove cartelle esattoriali. In questo panorama è un tutti contro tutti. Il centro-sinistra, con il ministro dell'Agricoltura Martina, attacca la Lega. Una pesante eredità, dice, che ha forti responsabilità nelle scelte fatte in particolare dal Carroccio e dalla destra, a quel tempo al governo. Purtroppo, continua, prima del 2014 sono state prese decisioni che hanno danneggiato migliaia di allevatori onesti e tutti i cittadini. Pronta la replica del governatore Luca Zaia, ex ministro dell'Agricoltura, che rivendica invece la individuazione di una prima soluzione al problema, ovvero la rateizzazione delle multe. Credo di essere stato l'unico ministro, dice, a introdurre per la prima volta una rateizzazione onerosa, pagando degli interessi, e continua. Questa sentenza parla di una mega multa che coinvolge gli anni fino al 2009, proprio quando io ho fatto la legge. E mentre Coldiretti sta dalla parte di chi negli anni ha saldato il conto, gli irriducibili delle quote latte, allevatori che potrebbero dover pagare cifre stellari, restano fermi sulle loro posizioni. Non pagheremo. E la battaglia, dopo quella di 20 anni fa sulle strade, rischia di spostarsi nelle aule di giustizia con barricate nei tribunali.